Anni fa ha deciso di iscriversi nel gruppo folk. Venga qua lei che mi dà una mano, giusto? Non sto sbagliando, vero? Sto procedendo bene. È arrivata questa ragazza, piccola ragazzina, a iscriversi nel gruppo folk e poi l'avete, diciamo, adottata, nel senso come ballerina, ed è proprio la figlia di Alberto. Facciamogli un applauso. Dove sei? Vieni qua, vieni. Jessica, sei diventata una brava ballerina, hai seguito le orme di papà, hai visto, porti avanti le sue... E niente, sì che è anche un gemellaggio, giusto Romina? Da imparare a Romina, precisause, come sei usare. Perché Romina non è solo presidente del gruppo folk, costumista, ma è maestra del ballo, fai dedotto, messa di spiegata come ti se la Sasarda. Tu devi dire qualcosa, vero? Due parole, poi chiamiamo a Romina. Romina, vieni qua. Buonasera a tutti, giusto due parole. Allora, Jessica è arrivata da noi, si è avvicinata al gruppo 3 anni fa, così casualmente, e noi l'abbiamo accolta in modo speciale, perché comunque chi si avvicina alle tradizioni del ballo sardo è sempre benvenuto. Niente, siamo riusciti poi anche tramite Romina a fare questa sorta di gemellaggio tra Pula e San Massi, con Jessica in mezzo a noi, che fa da collante tra i due gruppi, e questo ci fa solo piacere. La nostra collaborazione con il gruppo di Romina adesso da 3 anni a questa parte diciamo che funziona. Loro sono venuti a Pula, noi siamo venuti qui a San Massi con grande piacere, ci siamo trovati all'Aconi tutti assieme, e quindi è un qualcosa che funziona, ci fa piacere e ci ritroviamo bene. Quindi per noi è anche un onore avere Jessica che balla con noi nel suo paese, onorando poi la memoria del papà. Questa è una cosa molto, molto importante. Romina, se vuoi dire 2 parole anche tu. Allora, noi siamo felicissimi soprattutto di averti a te. Credo che Albi da lassù ti sta guardando e sarà strafelice di questa tua... Finalmente ce l'abbiamo fatta, diciamo, perché ci tenevamo insieme ogni volta di riuscire a ricoinvolgerti, ma il lavoro e quant'altro non te lo permetteva. Quindi io sono felicissima che tu oggi indossi quest'abito come si indosserebbe lui da lassù, ok? Adesso Erika, non porti, per favore. Quindi strafelice, credo che anche nonna che tra il pubblico sarà strafelice. Ok. Questo è per te, piccolo pensiero. Adesso facciamo un ballo tutti insieme. Però. Adesso Ignazio, gli stavo dicendo quello, Romina in fretta, ma non poco io. Ignazio, 2 minuti, un ballettino tutti assieme. Un applauso a Pula e San Massi, gemellaggio, un ballo campidanese.
Strano ma vero, arrivo sempre in ritardo.